Buone domeniche, che l'amor, la pace, la fede dal Signore e entri in te vostre chiese, dal vostri cur e che resti. Il Vangelo è sempre di Marco. In che volte un scritturista l'ha dogna di Gesù e ha domandato: qual è il primo di tutti i comandamenti? E risponde Gesù: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, e allora tu amarai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E secondo le questo, tu amarai il tuo prossimo come te in persona. Non dè nessun altro comandamento più grande che questi. E disse il scritturista: ben, mestri, tu hai avuto proprio ragione di dire che lui è l'unico e che non dè nessun altro fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutte le intelligenze, con tutta la forza e amare il prossimo come se in persona al val più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Allora Gesù, vedendo che aveva risposto con sentimento, gli disse: tu non tu sei lontano dal regno di Dio. E nessuno allora sa più a tirare fuori questioni. Allora, un momento prima aveva buttato paraia di chi che vendeva in tal tempio, aveva baruffato con i sadducei, e che il scritturista interessava il Signore, interessava perché gli fa queste domande lì. Qual è il primo di tutti i comandamenti? Che vuol dire che il comandamento che fa di l'idris a tutti gli altri, provate a pensare a altri. La Chiesa cattolica, tal codice di diritti che aluni, e ha 1753 canoni, regulis. Gli ebrei erano arrivati a 613. Mosè aveva tirato fuori 10 comandamenti consegnati di Dio. E chi invece il Signore ha ridotto a 2. Il primo è ascolta Israele, ma già ascolta è già tanto. Che vuol dire viargiti a che l'altro, lascia che gli entri dal tuo cuore, e tuo anima, che l'altro, tu capisci, ascolta, alle senso furlan, non mi ascolta, vuol dire che non dome non sin, ma anche non mi obbedisci, tu capisci, alle ascolta in forme attive, ecco, in forme profonde. Ascolta, il Signore è l'unico, tu amarai il tuo Dio con tutto il cuore, con tutto. E il secondo è: tu amarai il prossimo come te in persona. Attenzione, a noi non siamo sempre battuti che bisogna amare il prossimo, ma come te in persona al disli. Che vuol dire che noi quindi volessi bene a noi stessi per arrivare a volere bene a chi altri, o quindi plasessi, o quindi volessi bene accettarsi per arrivare a voler ben accettare anche chi altri. Questi sono i più grandi, disse il Signore. Ben, mestri, disse che l'altri. Soddisfatto proprio, e ripeto proprio ciò che l'ha detto il Signore, ma al giorno è una roba importantissima per lui che è un scritturista e che è un ebreo. Che il comandamento che dà l'amore verso il prossimo al val più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Che vuol dire in pratica che il Signore che al supera che è la religione rituale, sato le cerimonie che bisogna fare, che se no non le contende lui, ecco, che l'amore è parsore di tutto. E il Signore quindi dice: tu non tu sei lontano dal regno di Dio. Asquen fai proprio te i complimenti a che lì. Va bene, allora, io avevo che dimostrare, sarà un'idea strana, che il Vangeli è dentro dal cuore di tutti gli uomini. Allora, Cristo è venuto a rivelarnos a noi stessi. Attenzione, più lo conosciamo lui, più si conosciamo noi stessi, perché lui è il figlio di Dio e noi anche siamo figli di Dio. Va bene, anem dal cuore di tutti gli uomini, neri, bianchi, vecchi, giovani, e hanno gusto di essere contenti in te vita. Tutti gli uomini hanno gusto di essere contenti. Allora, tutti si cercano la strada per essere contenti. Il consumismo nos dice che saremo contenti quando ovarin che robe, ovarin che altre, ma o sappiamo che appena avuto, o io dico un momento, nos propone un'altra, robe, parsore, ecco, che
a fare in modo che non gli ordini neanche che covina, tu capito? Le distupis la daur che il meccanismo lì, anche se di fatto o l'indaur. Dopo pariesi contenza è la società che ti dice che tu hai di avere una cariche, oppure un titolo di studi, oppure una BLFM, tu capito? Tutti i robis, attenzione, che puoi venire a mangiare e che sono esterni a te. Qual è la roba che puoi fare contento per da buon? La biele relazione che noi abbiamo con chi conviviamo ogni giorno. Chiale tu? Perché noi si infisa la relazione di nostri pari e di nostre mari e dopo si infazza delle relazioni che abbiamo vissuto in questo mondo. E allora, le buone relazioni con chi altri, a lei ricevi e dà noi stessi a chi altri. Questa è la strada da essere contenti. Sicché, che all'anno proprio c'è molto così in face. La misura del desiderio, quale è? Il desiderio alle 100 misure. Qual è il desiderio più grande? Essere contenti, sempre. Quando si è contenti, quando si il bene o dicevi, per essere contenti sempre, tutto il resto vuole bene sempre. Tanto è vero che il Signore, alla vignotta in Casmonte, non sa detto, chialemo, tu cui amici tu ti randi sbessol, no mo. Allora io ti udio a volere bene ai puars, non dome i puars che non puoi intornati, c'è che tu das di materiale, ma anche i puars. Sa tu che i puars di affiet, che ti suppin la vita, non rispondi mai al tuo amore. Ecco, io, è terribile, che persone lì e fanno indrecciare il pelo, eppure lui nos dà la forza di voler bene anche a cui che non corrisponde al nostro amore. E dopo, o ti odi a voler bene ai nemici, perché anche che non ti arrivi a voler bene. Perché la gusto che non siamo contenti sempre. Con di più, lui, dal giudizio universale, se si pensais, al dice che chi è andato a mangiare a chi che aveva infame, di bevi a chi che aveva in sete, viene davanti, e hanno fatto che si lì a lui, di modo che non si dice che da ur di ogni musa è una persona, e dentro di ogni persona a lei sta lui. E ci succede alla che sponda, che noi abbiamo di diventare specialisti tal biodi il Signore dentro di qualunque. Oddio, certi di loro forse attradiscono la presenza del Signore, ma non importa, noi sappiamo che dentro di che persone lì è il Signore di stesso. Noi lo sappiamo. E il rapporto, che è il rapporto che noi abbiamo di avere con Dio, al passo proprio col fradi, di modo che i comandamenti di Dio voi erano diventati due, ma si riducono a un, che è l'amore del prossimo, perché se io vuoi bene a quel che le donne di me, o vuoi bene anche a quel Dio che le sta dentro di lui, di modo che amore del prossimo e amore di Dio si fondono. Allora c'è scovirgino col Vangelo di voi, che per essere contenti basta voler bene all'uomo, quel che le donne di te. Per essere cristiani, anche basta voler bene all'uomo, perché noi abbiamo un Dio che si è incarnato, non è restato lassù, capito? Di modo che può inchiatarlo sulla musa di cui viene davanti. E quando si ti all'inta spieli, o vieni di dire, tu sei un figlio di Dio, tu sei anche tu a presentare Dio sulla terra con che musica. Per voler bene a Dio, allora, sempre, anche lo stesso, voler bene all'uomo. Di modo che il vero ateo è quel che non vuole bene. Che è tu? Ma non è come ateo che lì, quel che non vuole bene, che lì non è neanche un uomo, non è degno di stare in questo mondo. Tanto è vero che sarà malcontento sempre e renderà malcontenti che stanno d'ogni di lui. Perché al tira fuori di sé il suo malcontento per far sta male anche che altri. Allora, non si è perduto noi fin quando non si è perduto l'amore, e si è perduto tutto se si è perduto l'amore. Bene, come a conferma di questo, dato così d'ogni le feste dei santi, c'è quelli al dei essi santi, allora dei essi om, so che sponto.
Al dis proprio te Pauli, non sa se il giusto, prende creazione dal mondo, perché fosse in sans, e senza magle, immacolati, insomma. Davanti di lui, tal amor, ecco c'è che non fa sans, alle l'amor, ecco c'è che non fa immacolati, alle l'amor, di modo che di fatto, una volta, jessi sans aliere non fa male, come jessi sans alle vuole ben, di modo che us invidi a prea con me come tutti voi altri, prendo lui per diventare sans, che vuol dire oms, che vuol dire cristians. Dal nome del Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signor, tu sei tan gran che mai, tal capinus e tal volenus ben. Tu sai che no o volin essi contents e che o volin diventare grandi. Tu nos das la strada per essi quel e anche la forza per arrivare a fare. Tu, per aule di Dio diventate chiar, tu hai fatto la strada dal vole ben per diventare omp e nostri fradi, e per dirnos di volessi ben. Fas che ascoltedi in queste tue parole e la tignedi dentro di noi, perché ti apri su la nostra chiar e nos fasi fa la stessa strada che tu hai fatte tu per venire. Perché è vero che se o si volin ben o si incontents. E volinsi ben o vinin anche grandi perché tal rapporto con chi altri so che penso che il tocco di te cale in ognuno di loro e così io diventin come te. Amen. E io us lasci con queste frasi. Ci riditignile amens. Il tim perdut alle che il vivut senza cur. C'è un augurio, un cur grande, ma sapete che lo vin grande anche l'Equatore, che poi sta dentro tutta l'umanità, tal nostre cura. Tal nostre cura le puest per tutti, con suo aiuto anche per i puers e per i nemici. Buone domeniche e mandi.